Camice d'ordinanza e siringhe in mano. Anche lui, il neo direttore generale dell'ULSS 4, Mauro Filippi, ha passato la domenica a vaccinare nel centro di Portogruaro. L'ho fatto perché voglio anche essere un testimonial dell'importanza di vaccinarsi, quindi io mi vaccino, non è uno slogan, è un segnale per la vita. E l'ho fatto anche per i tanti medici e infermieri di questa azienda che stanno lavorando da un anno e sono veramente stanchi nella lotta contro il Covid, e così è un modo anche per essere al loro fianco e per capire anche come si lavora, perché questo ci permette anche, essendo sul posto, di fare delle valutazioni rispetto all'andamento della popolazione, dei flussi, degli ingressi, i tempi di attesa, quindi non c'è modo migliore che essere presente per poter capire queste cose. Molto alta l'adesione sia tra il personale dei servizi essenziali che tra gli anziani. Le persone, specialmente gli anziani, vengono invitati con una lettera, sono molto precisi, sono puntuali, sono entusiasti, rispondono in maniera ottimale a tutte le disposizioni che vengono date, sono contenti, e lo dico non perché faccio parte e organizzo questa struttura, ma perché è realmente così. Problemi non ne abbiamo avuti. Quando ci chiedono qualcosa di particolare siamo sempre a disposizione. Direi che veramente sono splendidi ed è anche un piacere lavorare con persone così. All'ingresso della struttura i volontari della Protezione Civile aiutano le persone a misurare la temperatura corporea e ad igienizzare le mani, poi le indirizzano verso l'ampia sala per le inoculazioni. Bisogna avere un po' di pazienza e stiamo incastrando, organizzando le classi scolastiche in modo tale da non gravare sul percorso ordinario. Non nego che qualche disagio c'è stato, però ho visto anche molta comprensione da parte dei genitori, da parte della popolazione. Questo ringrazio soprattutto il personale che per 12-13 ore è lì e si mette a disposizione per eseguire i tamponi.